naturalmente non potevamo non ospitare quello che in qualche modo è una delle aziende di riferimento del territorio e non solo di questo territorio. Parliamo di Collis, una realtà importante nel mondo vitivinicolo italiano e che naturalmente ha anche degli interessi qui nella DOC Merlara, vero Presidente? Ma sicuramente penso che la DOC Merlara sia rappresentata per il 95% da soci Collis, e quindi l'interesse sulla DOC Merlara e l'interesse di Collis è fondamentale. Noi per questo, siccome abbiamo i mercati mondiali sono aperti alle nostre vendite, e quindi questo dà un valore aggiunto anche questa DOC per i vini che produce, e quindi avere la possibilità anche attraverso Collis, attraverso i nostri commerciali o altro, di proporre al mondo anche questi vini, perché non vogliamo fermarci sui due vini, Pinot Grigio e Prosecco. C'è la possibilità e la necessità, bravo, la possibilità e la necessità assoluta di avere anche dell'altro per coprire tutta la gamma dei vini veneti, e penso che noi come gruppo Collis copriamo questa gamma sicuramente. Sì, ricordiamo che il gruppo Collis è impegnato in tantissime altre realtà e appunto volevo domandarle quali sono le politiche, diciamo, commerciali in questo momento del gruppo. Le politiche commerciali sono quelle di continuamente rafforzare il nostro gruppo, soprattutto dal punto di vista commerciale. Da un punto di vista vinicolo, vitivinicolo, agronomico siamo già affermati, siamo presenti con tutte le DOC, quindi Valpolicella, Prosecco, Soave, eccetera, ma dobbiamo per forza rafforzare questo, e noi abbiamo delle aziende dei due gruppi, Cantine Coliberici e Cantine del Cognoro, che sono Cantine Sartori e Celio e Terravini, e con la nostra Biondo dobbiamo fare assolutamente sinergie. Ricordo che tutti e tre insieme imbottigliamo più di 50 milioni di litri all'anno. Una cifra che facciamo anche difficoltà a pronunciare. Sì, ho detto milioni di litri perché magari ci rendiamo più conto che 50 milioni di litri sono 50 o 60 milioni di bottiglie, insomma. Sì. Un'ultima cosa, prima sentivo parlare delle eccellenze di questa DOC, tra cui la Malvasia. Ecco, la Malvasia è un qualcosa che esprime proprio in questo territorio il massimo. È un vino fresco, un vino giovane, è un vino fruttato, sono i vini che adesso stanno particolarmente avendo successo nel mondo. Vedi Prosecco. Quindi è un vino su cui investire, è un vino su cui crederci, ma noi guardi, attraverso i nostri agronomi, i nostri tecnici, i nostri commerciali diamo anche tutte le indicazioni possibili per andare nei mercati ad avere successo. Bene, quindi andiamo a seguire il convegno e verremo magari a trovarvi in cantina per vedere, diciamo, di fatto come lavorate. L'aspetto nelle nostre cantine. Nelle vostre cantine. Grazie ancora Presidente. Grazie.